Raccogliamo in queste settimane diversi segnali d'allarme rispetto all'andamento del settore manifatturiero in Veneto. Dal calo della produzione industriale degli ordinativi dopo i 2 anni di grande ripresa del Covid, alla ripartenza di alcune crisi di grandi imprese venete. È un grido d'allarme che deve trovare al più presto una risposta dalle istituzioni, quello del manufatturiero veneto, settore strategico, comparto vitale, fiore all'occhiello della produzione regionale. Oggi, denuncia la CISL, in forte rallentamento e abbandonato a se stesso. Il sindacato lancia la proposta degli stati generali del manufatturiero veneto per ridefinire le strategie economiche, garantire lavoro di qualità, sostegno alle aziende e rilancio dell'industria. Riteniamo che in questo momento sia necessaria una lettura complessiva di quello che sta succedendo in questo comparto, quello industriale manifatturiero, che è la colonna portante dell'economia del Veneto. Temiamo anche che questa fase politica, questa campagna elettorale, ma anche l'incertezza politica che accompagnerà il Veneto probabilmente nel prossimo anno, sia un rischio, perché questo invece è il momento di prendere delle decisioni. Secondo il segretario generale di CISL Veneto, Gianfranco Refosco, non si può commettere l'errore e la leggerezza di trascurare questi segnali di criticità del manufatturiero. Occorre una riflessione e un dibattito tra sindacati, istituzioni e associazioni datoriali per stabilire quali sfide siano più urgenti da affrontare e ridefinire globalmente le politiche industriali. Noi ci appelliamo alle organizzazioni sociali, a quelle economiche e alla politica regionale e locale per costruire una sorta di stati generali dell'industria del Veneto, perché i cambiamenti che sono intervenuti necessitano di azioni nuove e di azioni condivise.